Buonasera e benvenuti a TAS, a Novis, e vanno in pleni numers dal Friuli Vignese Giulia per la pandemia di Covid-19 dalla settimana dal 25 al 31 di agosto. All'estate registrato un aumento dal 31,1% dai nuovi casi su 100.000 abitanti rispetto alla settimana prima, come il Friuli Vignese Giulia era arrivato a quote 100 casi. A segnalare l'aumento è la Fondazione Gimbe, resta però anche sotto i livelli di saturazione puesti disponibili in area medica in terapia intensiva occupata dai malati di Covid, che arrivano rispettivamente al 4 e al 7%. Sempre so dalle medie italiane, l'ande de campagne di vaccinazione, nelle nostre regioni il 63,2% dalla Inte ha completato il ciclo dalle vaccine, quindi il 63,9% in Italia e altri 5,8% sono che hanno fatto nome la prima dose. In questo caso il danno nazionale alle parzore dal 8%. E sono 186 nuovi infettati di Covid in regione dagli ultimi 24 ore su 7.620 tampons fastra molecolare e antigenics. Lo ha fatto sapere il vicepresidente regionale con delega alla salute Riccardo Riccardi. Si è registrato un morto di 84 anni di Vil di Flum, carriere all'ospedale di Pordenone. Le persone ricoverate in terapia intensiva resti in 12, così come resti in 53 che ricoverati in ospedali in che altri reparsi. Violazione sulla legge di movimentazione di materiali militari e plausibili violazioni di normative. Golden Power che tutela le aziende italiane di importanza strategiche sono questi reati che la Guardia di Finanza di Pordenone ha incolpato la Alpi Aviation, un'azienda di Sanguirin che fa drones aereos militari. L'azienda che era stata comprata dal 2000 volte di una società foreste di Hong Kong è rivalutata 90 volte di più che l'erba Pardabon, con di più da urda investigatori a comprare sono state due importanti società cinesi in violazione dalle norme che regolano la struttura societaria delle aziende più delicate. L'azienda stessa, dopo aver falsificato i documenti e aver venduti in prestito militare, facendo passare per modellins radiocomandati. 6 persone denunziate, 3 sono cittadini italiani e 3 cittadini cinesi. Rubarie in Talagnoti, in una ditta di Pradaman, Ilaris, sprofittante che non era il personale, hanno rubato in prestito per l'edilizia e tant trapas che smerigliadors. I paroni si sono svinacquarzuti le malefatte 9 mattine, quante hanno clamate, e il 112. Il lavoro alla di tornare a partire in sicurezza il più presto possibile. Gli ha chiesto la speranza dal presidente di Confartigianato, Friuli Vignese Giulia, Graziano Tilatti, Calpanta chiamò un appello per vaccinarsi a chi che lavora in tal settore. Sentenlo. La situazione attualmente è un po' complicata anche dal fatto che queste polemiche non stanno aiutando. Il Green Pass è un metodo per convincere che bisogna fare anche un sacrificio personale, anche se non si convince, per vaccinarsi. Oltre che al Green Pass, il vaccino viene anche di continuare per un certo periodo a tenere tutte le misure di distanziamento che hanno fatto in modo che le pandemie si è in parte ritirata. Fare in tutto ciò che è possibile perché si ritiri velocemente, così possiamo tornare a partire tutti e l'economia può tornare a dare i suoi risultati e tutti insieme possiamo scrivere le parole fine a queste brutte esperienze. E alle passate il ricorso al Consiglio di Stato dal Comune di Monfalcone, quindi il progetto del Centro Culturale Islamico di Giudici hanno svoltato la sentenza dal TAR dal 2019 dopo che un anno prima l'amministrazione comunale aveva fermato i lavori. E Pierino Chiandussi è il nuovo presidente di CAPLA Friuli Vignese Giulia, il coordinamento unitario dei pensionati laboratori autonomi che in regione hanno votato 80.000 iscritti. Sintin gli primi speraulis dal presidente. Mettere in tutto l'impegno massimo per rappresentare degnamente i nostri associati in che ha lavorato e ha dato la loro vita il massimo di impegno e come chi pensionati lo stanno dando perché noi abbiamo una risorsa e non abbiamo un peso. Risorsa perché per le nostre famiglie, per i nostri nipoti, oltre che insegnare con saggezza i misteri della vita e insegnamenti veri, affinché per in qualche maniera aiutiamo e contantiamo. Però là che abbiamo bisogno e abbiamo il diritto che sia l'intervento anche appunto sanitari o economici, come prima è stato detto, che non si può vivere
anche curati, ma senza manco arrivare anche a fine del mese. Perciò non si batteremo per il problema qui, dicono che in regione mandaremo una tavola anche che diventi un osservatorio permanente, dove si discute dei problemi veramente degli anziani e delle loro problematiche. Però mi dicono al territorio, riviodi tutto ciò che è stato e che qui è un'elezione che deve essere insegnata tanto, perché non possiamo ripetere gli errori. Le elezioni servono a migliorare e non sicuramente a dismentire. E sono las finis in poco più di 20 minuti, pues disponibili per le 2 giornate di airshow talis frecis tricolor alla base aerea di Rivolti, in programma ai 17 e 19 di settembre. I 10.000 posti a disposizione ieri in Bindus tra i permessi controllati di Roma e la stessa base di Rivolte, per ore di che sono state date furvie attraverso il sito internet. Più di 10.000 persone si hanno ciruti collegati già dagli sdis di web in mattina, creando lunghi scodi e i posti sono là finiti in curte. Dal di settembre l'unico air show delle pattuglie acrobatiche nazionali che non è stata scancellata, questa è stata. E alle scomenzate l'iter dalla Manzonese per notarsi dal campionato di eccellenze. Dopo le svosche bevine zirate dai dis passasse sull'Avenida della società, il presidente Filippo Fabbro ha sclarito che l'obiettivo è quello di partecipare alla prossima eccellenze. La Sansta, la Serie B, dove la stagione passata in Ranxons appena vignu su di categorie e ieri in rivas d'ogni dal primo posto. Cumò in Serie D, dopo la retrocessione dal Tamai, resta nome più una squadra dal Friuli Vignesi e Giulia. Il Chierlin Smuzzane resta di capire a che spunto sarà strutturato il prossimo campionato di eccellenze con già 24 squadre pronte a partire. E alle dotte anche per Usgnot, Cugnovis e Bioden domani sera. Grazie Mandi.